E arriviamo a Carlo Fontana e Bernini, i miei vecchi amici, qualche maestro presente qui, mi scuseranno se io ritorno su qualche osservazione che ho cominciato a fare una cinquantina di anni fa insieme a mio fratello Maurizio che non c'è più. Parlare di Carlo Fontana e Bernini in pochi minuti, il Presidente è autorizzato a darmi i 5 minuti o i 2 minuti prima della conclusione, impone due scelte: o un discorso ideologico, filosofico sulla filosofia dell'architettura di Carlo Fontana, il rapporto con Bernini, oppure una panoramica della strada che ho scelto, del Carlo Fontana tra i 20 anni e i 60 anni della sua età. Mi asterrò da quei giudizi di valori che hanno caratterizzato la grande storiografia, per partire da Wittcover, da Portoghesi, e su cui si torna e continua a indagare attentamente. Il punto di partenza è quando Carlo Fontana ha 21 anni, viene chiamato subito da Bernini al suo fianco nel cantiere dell'Arsenale di Civitavecchia. Nel 1659 viene posta la prima pietra e Carlo è presente sia con tutta una serie di disegni, tra cui questo imbasso, sia con la presenza sul cantiere. Probabilmente è chiamato anche per contribuire alla parte tecnica di questo arsenale che si proietta non soltanto sul mare ma sul retro, al di là delle fortificazioni di Urbano VIII, sfondandole bisogna fare lavori di sbancamento per realizzare la parte finale delle navate. Va notato innanzitutto che il porto di Civitavecchia, che risale a Traiano, l'antico porto di Centocelle, doveva essere considerato attentamente da Bernini anche come prototipo, come archetipo di porto. In qualche modo quello che Bernini stava realizzando in quegli anni, Colonnado di San Pietro, era a suo modo anche un porto con le due braccia ricurve e poi quell'antemurale al di là che diventerà quasi un modello per il terzo braccio di Bernini, soprattutto quando si sposta verso Castel Sant'Angelo. L'arsenale era intanto in alto a destra le due medaglie successive legate alla fondazione, la prima con l'immagine di Civitavecchia, e in questo caso è il primo progetto dell'arsenale con 6 navate parallele, come si facevano allora gli arsenali, ogni navata comprendeva una nave. Poi il colpo di genio di Bernini, che con un disegnino a matita traccia questo trittico e i 3 corpi di fabbrica che si squadernano lì sullo sfondo del porto. Navale Centuncelle, quindi proprio con il collegamento con l'antico porto, quindi vediamo in questa immagine in basso l'antimorale, il faro che ritorna analogo a quello del porto di Roma, che riprende l'idea del porto di Civitavecchia del porto di Alessandria d'Egitto con il faro. L'arsenale è concepito in stretto collegamento con questo faro e con quello che si chiama il Forte Michelangelo, la fortezza cominciata da Bramante e proseguita da Antonio da San Gallo. In 2 immagini idee, poi vediamo appunto la fortezza inquadrata come scena al contrario dalle arcate dell'arsenale. Come sapete, la fine del 1944 con i bombardamenti su Civitavecchia che hanno spazzato via quest'opera, che peraltro era stata già precedentemente semi abbattuta già nel tardo Ottocento. Probabilmente, secondo gli studi sulle attrezzature portuali, qui fra i tanti ricordo quelli di Giovanna Curcio e Paola Zampa, c'è anche l'ipotesi che non abbia mai servito da arsenale, ma subito con usi inferiori come magazzino. Quanto resta dell'arsenale in queste foto
documenta la semplicità, quel carattere che oggi abbiamo sentito definire illuminista dell'architettura di Carlo Fontana. Il primo disegno dell'ingegnere Cerutti, che affianca Carlo Fontana in una serie di numerosi studi, è, come cercherò di dimostrare subito, un disegno che non è tanto realistico quanto un disegno, diciamo, quasi iperprospettico, che definisce una fronte in cui questa invenzione del trittico di Bernini, intanto a destra un disegno contenuto all'interno delle mura, poi sfonderà oltre le mura di Urbano VIII, disegno che non a caso si presta come modello per la realizzazione di ben 2 quadri di Viviano Codazzi, un grande pittore scenografico, che presentano momenti chiavi della storia dei Chigi, legati anche alla storia delle flotte pontificie. Tutti i Chigi sono rappresentati in questi 2 quadri, uno nel Palazzo Chigi di Riccia e l'altro finito in una collezione privata. Questa struttura a trittico viene esaltata soprattutto in questa rappresentazione, in questa visualizzazione delle fiancate esterne dell'arsenale. Adesso cercherò di far capire che le cose non stanno esattamente così e che è una veduta forzata, una meta prospettiva. A sinistra abbiamo la fortuna di avere la foto aerea, credo che siano quelle della RAF, anteriori ai bombardamenti, conservate nel quello che si chiama Gabinetto Fotografico Nazionale, che fa vedere il punto di intersezione dei 3 corpi di fabbrica nella lettera A, lì a sinistra, che non coincidono, non sono state fatte rilevazioni così precisissime poi nell'eseguire, forse in tempi rapidi, questo cantiere. Al punto B ho segnato l'intersezione dei bracci laterali dell'arsenale. Al punto C un punto più lontano in cui si cominciano a vedere queste braccia esterne. Ma per vederlo in quel modo dobbiamo allontanarci ancora di più, e se ci allontaniamo ancora di più succede che si rivela l'inganno illusionistico. Se ci allontaniamo ancora oltre rispetto a questo punto C in basso, avremo 2 linee continue, 2 linee parallele che segnano la fronte dei 3 bracci di questo trittico. Ma parliamo sempre di bracci perché poi c'è dietro anche la metafora dell'abbraccio che Bernini parallelamente stava praticando nell'architettura metaforica e allegorica del colonnato di San Pietro. Lo scherzo che ho fatto a destra rappresenta, con un montaggio di 6 arsenali, questo poligono, un poligono di 12 lati, ma 12 lati diversi. Ci sono dei lati più brevi, questi corrispondenti agli edifici centrali, e lati più lunghi, questi nel montaggio o fotomontaggio, che danno luogo a questa forma complessa. Ovviamente si tratta di una delle tante piante, ma altri esercizi potrebbero essere fatti su altri disegni o sulla fase esecutiva. Quello che è interessante è che tutto questo ci riporta a questa concezione prospettica dell'arsenale, in cui l'idea di Bernini è basata su due elementi: il piano in asse e le facciate divergenti ai lati, che impongono una veduta scenografica complessiva. Intanto il pittore Viviano Codazzi, nel repertorio delle sue opere, spesso associa architettura ideale e scenotecnica, immagini di porti o immagini di fari, come in questi 2 quadri a destra e a sinistra, o in questo quadro centrale elabora proprio
una scenografia basata su un edificio a 2 navate con una parte più piccola, una navatela più piccola al centro, proprio in esatta corrispondenza con questa lezione di prospettiva e scenografia che abbiamo nel disegno di Ceruti e nel quadro. Cosa voglio dire? Voglio dire che si tratta di un'applicazione dei principi che poi i maestri della prospettiva nella scenotecnica definiranno la scena o la veduta per angolo, e siamo mezzo secolo esattamente dopo con la teorizzazione di Ferdinando Bibbiena. Voglio dire che il tema della veduta d'angolo e del piano in asse è ben noto ovviamente a Bernini. Se entriamo in Sant'Andrea al Quirinale, ovviamente siamo attratti dalla visione scenografica dell'altar maggiore del presbiterio. Qui in basso abbiamo tutta una serie di visitatori che proprio stanno guardando lì, ma il fotografo saggiamente guarda dall'altra parte, cioè fotografa l'asse trasversale che si conclude con il pieno in asse tra le due cappelle e le altri due spazi di passaggio, con un motivo sul piano in asse che torna più volte in Bernini e che credo anche giustifichi la sua immensa ammirazione per Brunelleschi, che in qualche modo aveva codificato questo meccanismo visivo nel Santo Spirito. Bernini, passando al Santo Spirito, la definisce la chiesa più bella che abbia mai visto nella sua vita. Dunque, la veduta per angolo, che viene, dicevo, codificata da Ferdinando Bibbiena nel 1711, ma che ha già prima tanti esempi, dall'architettura alla pittura. Qui a destra presento il teatro ottagonale con 4 scene di Joseph Fürtenbach, siamo alla metà del Seicento, e in basso 2 scene di Bibbiena, a sinistra Ferdinando, e qui abbiamo proprio un ventaglio, un trittico di edifici, soprattutto con gli edifici laterali con questi doppi loggiati, ma anche l'immagine a destra in basso di Giuseppe Bibbiena ci dà la misura sulle infinite potenzialità delle prospettive che vanno o che si originano da punti di vista a noi ignoti. È qualcosa di analogo a quello che Bernini realizza nella scenotecnica delle sue cappelle con le fonti di luce invisibili per lo spettatore. Un discorso che accomuna Bernini e Carlo Fontana è il cantiere del colonnato di San Pietro. Adesso soltanto due parole, rimando anche a tanti studi degli ultimi decenni. Non so se è stato proprio Carlo Fontana, nella sua immagine del Templum Vaticanum, diciamo, a inventare questa visualizzazione dell'ingombro del Colosseo all'interno della grande macchina teatrale del colonnato di Bernini, dimostrando in qualche modo la superiorità del teatro dell'universo, del teatro del mondo di Piazza San Pietro rispetto a pure questo immenso teatro del Colosseo, l'edificio simbolo dello spazio della Roma antica e non soltanto teatrale. Ho avuto modo di studiare come la collocazione, lo spostamento del terzo braccio dalla conclusione del grande ovale per arretrare la visione verso la cupola di San Pietro corrisponda a un tipo di organizzazione spaziale analogo a come venivano interpretati i fori imperiali. Questo è il foro cristiano che subentra ai fori imperiali, come il foro di Nerva, qui 2 ricostruzioni cinquecentesche. In quelle in basso di Sallustio Perizzi c'è proprio un grande circolo che traccia il rapporto tra il punto di inizio e il punto di fine di questo foro, e che ha al centro, questa appunto un'invenzione di Sallustio Peruzzi, questi 2 esedri. Sarà Carlo Fontana diciamo, a sublimare e razionalizzare tutto questo, ma non torniamo su questo aspetto.
Due parole soltanto per collegare il progetto di Carlo Fontana a destra per trasformare il Colosseo in santuario dei martiri con quella che era stata l'idea di Bernini, un giubileo prima. Carlo Fontana fa questo progetto verso il 1700, verso il giubileo del 1700, poi lo rielabora a lungo, lo prende da prima. Bernini, verso il giubileo del 1675, invece è chiamato, si propone per un progetto di trasformazione del Colosseo, una fabbrica da lui ammirata più di ogni altro, insieme al Pantheon, sul quale pure è costretto a dare dei pareri, trasformazione del Colosseo in santuario dei Martiri, con una piccola facciata verso l'arco di Costantino e l'arco di Tito, un tempietto al centro per i martiri che credo sia influenzato dal tempietto di San Pietro Montorio, al quale negli stessi anni Bernini rendeva omaggio nel ciborio della Cappella del Sacramento. Questa semplice individuazione del nuovo asse sacro del Colosseo è un elemento che si pone non alla fine di studi, ma c'è un episodio precedente, ho avuto modo di studiare alcuni anni fa, quando Sisto V, ne abbiamo sentito parlare stamattina, in varie fasi del suo pontificato, prima progetta la distruzione parziale del Colosseo per farlo attraversare dalla sua strada, poi di trasformarlo con l'opera di Domenico Fontana, e qui siamo all'antenato di Carlo Fontana, in cittadella dell'arte della lana, ma c'è anche un progetto più semisconosciuto per trasformarlo in un santuario con un tempietto centrale amministrato da 4 patriarcati, probabilmente i 4 patriarcati del mondo cristiano. Non mi soffermo sull'immagine di Carlo Fontana con l'ovale dell'arena con i 2 fuochi costituiti uno dalla chiesa e l'altro dalla meta. Soltanto 2 parole per dire come nell'ambito del non chiamiamolo apprendistato, ma della vicinanza con Bernini si sviluppino anche questi tentativi di studi prospettici tra architettura e urbanistica legati, abbiamo sentito parlare oggi degli studi per Ariccia, di estremo interesse sono queste prospettive, il disegno di Carlo Fontana è quello in alto a sinistra, per capire la visione entrando dalla porta Napoli, a destra del Palazzo Savelli e poi Chigi, che determina in questo disegno in alto anche delle piccole riforme urbane per consentire la visione dall'ingresso. Un problema analogo si ha nella visione dell'ingresso di Roma, da Porta del Popolo verso il Tridente, e qui avremo modo di sentire più volte gli interventi sui rapporti di Carlo Fontana con Reinaldi, con Bernini nella elaborazione di questo tema, che rientra, come notò già Hager, nella storia degli studi della scenografia del Seicento. Questo è il centro più o meno degli stessi anni del progetto di Carlo Reinaldi. Recentemente ho individuato in questo piccolo manufatto della fontana dell'acqua acetosa, che riprende in piccolo, diciamo perlomeno nel fastigio, l'idea di Porta del Popolo, in alto 3 piccoli ninfei, 3 piccole fontanelle con gli emblemi chigiani, verso quale si indirizza una specie di tridente di travertino. Dovuto fermare chi stava facendo il restauro perché volevano togliere questa passerella o sostituirla pensando che fosse un artificio ottocentesco. Ma le prospettive a tridente verso le fontane più in grande erano state elaborate proprio nella metà del Seicento per Palazzo Borghese, ma non mi soffermo su tutto questo. Si è nominato oggi la Fontana degli Scogli di Carlo Fontana, anche questa purtroppo, come scrive Simona Zani, è stata ricomposta non del tutto bene dopo i danneggiamenti bellici. Il suo rilievo
in alto a destra lo schema fa vedere come venga costruita con una specie di architettura rustica, con una ghiera, con una serie di conci, con una specie di chiave di volta al centro e ovviamente il giudizio di valore è inutile sul rapporto fra questa rusticità e la grande scogliera di Bernini nella Fontana dei Fiumi, una ripresa e anche non ci sono più i due serpenti che al Danubio si abbeveravano a queste acque, probabilmente in omaggio alla memoria di Giunone Sospita. Qui c'era al Danubio il tempio di questa divinità veneratissima per la sua fama di guaritrice, a cui si collegava l'antro del serpente o del drago descritto da Eliano e da Properzio. Un serpente, fra l'altro, è collegato anche all'idea della salute, a Esculapio, alla guarigione, alla medicina. Nella Fontana del Danubio c'è anche ovviamente un riferimento a un'altra celebre Fontana degli Scogli, quella di un altro antenato di Carlo Fontana, cioè Carlo Maderno in Vaticano, che è una mostra rustica dell'acqua Paola contrapposta alla grande mostra del fontanone del Gianicolo. Mi soffermerò un attimo sulla cappella battesimale di San Pietro, che vede una storia lunghissima, descritta bene dallo stesso Carlo Fontana. C'è una lunga storia di vicende, di incontri, di scontri, un concorso di idee, una partecipazione di molti architetti, lui stesso che produce 14-15 progetti, si scontra con Carlo Maratta, che è poi l'autore della pala d'altare e che aveva fatto un preteso progetto dilettantesco di architettura, si scontra con Mattia De Rossi, che muore di lì a poco, e poi resta da solo padrone sul campo in quest'opera che lui ha il piacere di definire la quarta grande opera di bronzo nella Basilica Vaticana, dopo le tre precedenti opere di Bernini, il Battistero, il baldacchino, la cattedra e la cappella, il ciborio della Cappella del Sacramento. Un'opera di ricomposizione di un importantissimo resto antico, questo basamento di porfido, niente di meno che il coperchio del mausoleo di Adriano, della tomba, del sarcofago di Adriano, che era stato riutilizzato come tomba di un altro imperatore, Ottono II, allora ripescato, recuperato nelle grotte vaticane, ed è un'opera in cui Carlo Fontana si dimostra anche ispiratore, artefice, e qui sentiremo una comunicazione in questo convegno sul rapporto con i suoi scultori. Credo che l'idea di questo bacino di porfido, il porfido è la materia imperiale a cui si sovrappone la nobiltà aurea del bronzo e la ricchezza della scultura, possa essere interpretato come nave, come navicella. Dietro le quinte sempre la nave della chiesa, ma a Roma c'è ovviamente non soltanto la barcaccia in cui Bernini si cimenta accanto al padre Pietro, architetto dell'Arcavegge, ma c'è anche la fontana della navicella, c'è anche, e qui un elemento interessante che aveva già notato Hager, la fontana cosiddetta della Terrina, dove sopra al bacino di Giacomo della Porta viene posto questo coperchio quasi da terrina di marmo, e ci sono tante altre navi che rievocano un elemento dell'antica Roma, cioè l'isola di Berina come nave di pietre di cui restano tracce, che Piero Ligorio ricostruisce così in basso, ma torneremo su questo. Però, ripeto, dietro le quinte c'è, dietro la visione dell'opera, proprio questa immagine della nave che collega Carlo Fontana a Bernini, ma anche a un ambiente architettonico che aveva rievocato la nave in tante forme, dalle navicelle di Villa Dobredine Frascati, e ancora rivediamo l'isola di Tiberina in forma di nave di Piero Ligorio in Villa d'Este, nella Rometta di Villa d'Este,
a destra in basso ho rovesciato la cattedra di San Pietro per far vedere la congruenza tra le volute laterali del battistero che rievocano navi antiche, le trovate anche qui in basso a destra e a sinistra della navicella dell'isola nave Tiberina di Pino Ligorio, in un restauro non del tutto felice nello scorso millennio. Le tracce di queste volute, questa voluta sul volto di destra sono state cancellate. La nave allegorica tiberina di Ligorio si animava alle testate con due aquile estensi, ma c'era anche, vedete, il serpentello che allude a Esculapio, il dio dell'isola tiberina e della salute sull'isola tiberina. C'è un altro tema ancora, che può essere anche interessante per comprendere uno dei tanti possibili significati di questa fonte battesimale. Fonte battesimale descrive poi accuratamente Carlo Fontana questo basamento in basso arricchito con ornamenti bronzei e che fa pensare proprio a un sostegno di una fontana, e questa vasca ovale intorno fa pensare proprio alla presenza dell'acqua nella quale è immerso questo fonte battesimale. Il riferimento è a questo mitico spettacolo allestito nel 1644 per festeggiare l'incoronazione di Innocenzo X Pamphili. La sua colomba allegorica veniva ricondotta in qualche caso teologicamente allo Spirito Santo, in questo caso alla colomba di Noè, messaggera di Dio, che riporta la quiete dopo la tempesta. Questa grande arca eretta sulla montagna dell'Ararat è uno dei modelli poi per l'idea della Fontana dei Fiumi di Bernini. L'Ararat diventerà la grande scogliera berniniana e al posto dell'arca ci sarà l'obelisco, ma al termine ancora la colomba Pamphili. Fonte battesimale come arca di Noè, perché no? In senso teologico il battesimo viene collegato alla morte dell'uomo vecchio, alla nascita dell'uomo nuovo. E a questo era connesso anche il significato del diluvio universale, la dannazione dell'umanità e il riscatto dell'umanità rigenerata dopo l'alleanza con Dio segnata dall'arcobaleno. Quindi un significato possibilmente come matrice teologica di questo fonte arca, nave, navicella. Perché no? Ci sono, come accade talvolta nell'arte barocca, e questo non tanto in Bernini ma in altri protagonisti, si passa dall'oggetto piccolo all'oggetto grande. Qui la rievocazione di una lucerna paleocristiana visibile a destra o di navicelle liturgiche porta incenso, modellate proprio sull'esempio di navi, di navicelle, e poi vedete anche questo basamento che ci riporta a questa traduzione di Carlo Fontana. Fra l'altro in quella in basso a destra c'è pure presente, chissà perché, questo serpentello che poi ritorna sull'isola nave della salute dell'isola tiberina. Ma guardiamo con attenzione queste opere scultoree che Carlo Fontana segue in modo particolare. Al di sopra di questo coperchio è rappresentato, sorretto da due angeli, un clipeo bronzeo con il globo terrestre, il mondo, e intorno la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il significato è semplice da un punto di vista teologico: ego te battezzo in nomine Patris et Filii et Spirito Santo. E Carlo Fontana, nel visualizzare questo tema, che poi riconduce in qualche modo alla divinità del globo terrestre sotto la protezione delle tre figure della Trinità, rende però omaggio alla terza delle quattro opere bronzee di San Pietro, cioè il Cibore del Sacramento. Anzi,
non soltanto rende omaggio a tutte e due le opere chiave, la grande pala di Pietro da Cortona, ecco la Trinità che ritorna nelle sculture del Battistero, fra l'altro opera di scultori che sono anche allievi o tardi allievi di Bernini, e qui l'omaggio è duplice al grande artista, presidente della nostra Accademia di San Luca, dico nostra in questo momento anche se io sono un perfetto estraneo, che aveva inventato questa Trinità. Anche lui aveva messo un globo in basso, forse lo vediamo meglio in un dettaglio, un globo in basso, ed è il globo non terrestre ma globo celeste, affiancato da angeli, e a questo rende omaggio, prima di Carlo Fontana, lo stesso Bernini, che raffigura la cupola del suo tempietto nell'omaggio a Bramante, in un omaggio a questo mondo celeste delineato da Pietro da Cortona, con la motivazione che sotto il pontefice Alessandro Clemente X, che ha per argomento araldico la stella, si passa dal mondo al cosmo celeste. Tra l'altro l'opera di Bernini è un triplice omaggio a Bramante, il maestro dell'architettura, a Pietro Cortona in questo caso, questo omaggio criptico, perché per fare questa foto ci siamo dovuti spostare sulla destra, dato che Bernini ha coperto questa parte dell'affresco. Un terzo omaggio a Borromini, perché la parte superiore ripete gli andamenti con più concave, linee concave, omaggio a Borromini che non c'era più. Un'ultima opera, questa in alto a sinistra, un apparato per le esequie di Pedro II del Portogallo del 1707, dove sono ovvi il disegno in alto a sinistra di Carlo Fontana, sono ovvi riferimenti a questo prototipo di grande apparato in basso a sinistra ideato da Bernini per la canonizzazione di Tommaso da Villanueva nel 1658, con l'assistenza dello Shore, in cui in tutta la Basilica Vaticana si susseguono questi medaglioni che vengono collegati da panneggi, e che poi Bernini nell'opera che rende omaggio allo stesso Santo Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, in basso a destra, riprende chiamando Antonio Raggi a realizzare quest'opera, facendosi venire dal Vaticano i cartoni addirittura che erano serviti per la canonizzazione vaticana, per tramutare dall'effimero in permanente l'idea di questa festa. In alto un altro motivo dei medaglioni presente in Bernini, che siamo anni prima nella Cappella Raimondi in San Pietro in Montorio. E qui c'è un altro tema che bisogna considerare, al quale poi sarà dedicata un'altra sessione di questo convegno, sul rapporto con l'antico, perché credo di aver potuto dimostrare abbastanza bene come questo tema dei medaglioni che pendono dal soffitto legati con festoni riprende un tema dell'antichità, lo oscillum, questo elemento oscillante, il disco votivo che veniva appeso agli alberi o agli architravi di case di giardini. Qui vediamo la casa del poeta tragico a Pompei, con i clipi e i festoni collegati con i capitelli, nelle feste in onore delle divinità familiari o anche nei riti funerari. E il secondo, questo è più ovvio, sono l'imago clipeata, l'imago, cioè l'immagine del defunto, dentro il clipeo, dentro lo scudo, che veniva usato nei rituali funebri con l'esibizione dei volti degli antenati, oppure anche come celebrazioni delle virtù degli uomini illustri. Bernini riprende questo motivo per esempio nella Suor Maria Raggi in Santa Maria sopra Minerva, in cui l'imago clipeata viene messa all'interno di un drappo onorario, in quel caso è un altro elemento antico, il motivo funebre dei parapetasma.
E concludiamo con l'elemento clou delle esequie per Pedro II, il catafalco, dove appare evidente la ripresa di motivi berniani, come questo drappeggio a sipario sollevato dagli angeli nella sala ducale, in alto a destra, o lo stesso motivo più articolato in visione drammatica alle spalle del Costantino, sullo scenario tra il fondale del portico di San Pietro o del corridoio di accesso alla Scala Reggia, abbagliato dalla luce e dalla visione della croce. La ripresa di questi temi travalica i decenni, sia nella lunga attività di Bernini che in quella di Carlo Fontana o dei suoi seguaci, e poi ovviamente l'ultimo motivo con il quale chiudiamo, e spero di essere rimasto nel tempo, sono i due scheletri che reggono il sarcofago, e che nel modello berniniano del catafalco Beaufort, siamo nel 1668 in Santa Maria Maggiore, esprimono questi 4 scheletri l'idea della piramide onoraria culminante con il condottiero martire caduto a Candia, che trionfa sulla morte e sul tempo. Grazie. Grazie al professor Fagiolo anche per le straordinarie novità che ci ha offerto oggi, e mi pare che ci sia stato anche lo sforzo in fondo di non legarsi solo alla dimensione scenografica dell'eredità da Bernini appunto a Carlo Fontana, e tralasciando il rapporto con la Cappella Cornaro per esempio, ma facendosi scoprire delle cose dalla iperprospetticità dell'Arsenale per Civitavecchia fino alle cose più recenti. Mi sembra di essere tornato ai tempi eroici di Psicon e dell'area toscana. Grazie ancora Marcello, la parola al professor Portoghesi.